Aleluia! Pega as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Buongiorno a tutti, pace del Signore. Benvenuti alla nostra preghiera del mattino. La preghiera del mattino è il programma matinale di preghiera, di lettura biblica della Sheadamit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionária in Italia. Io sono il missionario Victor Lopes e sarò con voi stamattina, per la grazia di Dio, partecipando di questa mattina, questa preghiera in più. Oggi il 9 gennaio 2023, lunedì, stiamo iniziando la settimana e vorrei ringraziare Dio per poter insieme con voi partecipare di questa preghiera e di poter adorare il nome santo del Signore. Preghiamo per iniziare il nostro culto. Vai invitando i tuoi amici, gira il link, manda su WhatsApp, dice è già iniziata la preghiera, dove sei? Entra in diretta con noi, stai con noi stamattina adorando il Signore, leggendo la sua parola. Oggi la lettura biblica si trova in Genesi capitolo 16, 17 e 18 e Marco capitolo 6. Glória a Gesù. Preghiamo al Signore mentre condividete, invitate i vostri amici e continuiamo adorando il nome che è al di sopra ogni nome. Padre Santo, in nome di Gesù, veniamo a te in questo momento per adorare il tuo nome, per benedirti, per ringraziarti, Signore, perché veramente la tua misericordia dura per sempre. Siamo qui, Signore, stamattina iniziando nostro incontro matinale di preghiera, di adorazione, di lettura della tua parola. Signore, ti chiediamo perdono per i nostri peccati, per i nostri errori. Signore, ti ringraziamo per il fine di settimana e per questa settimana che inizia. Continua con noi, che tu possa essere con noi tutti i giorni e che possiamo essere presenti nella preghiera tutti i giorni di questa settimana. Ti prego per ogni attività, ogni cosa che dobbiamo fare, Signore, questa settimana, ci guida in tutto, che tu possa essere con noi, quelli che sono a lavoro, quelli che sono a casa, quelli che sono malati, Signore, sia la salute, la forza, l'aiuto, il sostegno. Benedice questa città, questo paese, benedice tutti i cittadini, Signore, di questa città, d'Italia, che tu possa, Signore, salvare le anime e aggiungere ancora in chiesa loro. Signore, ti prego che tu possa benedire le famiglie, che tu possa aprire porte per chi non ha, che tu possa, Signore, fare un miracolo, Gesù. Ti prego che il tuo nome sia glorificato e che tu possa, Signore, guidare ognuno nelle tue vie, sul tuo sentiero, Signore, che la tua parola sia per noi la bussola che ci porta alla vita eterna, Signore. Perdona i nostri peccati, Signore, non rifiuta la nostra preghiera, ma sia con noi. Assisti stamattina quelli che si sentono soli, quelli che si sentono abbandonati. Va all'incontro loro, Signore, che tu possa aiutarli, che il tuo nome sia glorificato. Signore, benedice la salute della sorella Esmeralda, che non è andata ieri a Santa Cena perché non si sentiva bene, c'era l'influenza, che tu possa essere con lei, rinforzandola e che possiamo, Signore, continuare facendo la tua opera. Anche altri che si trovano come la Anna Morozzi con l'influenza, che tu possa, Signore, visitarla, guarendo, Signore, passando il tuo balsamo nei suoi polmoni, mandando via, Signore, ogni infiammazione, ogni bronchite, tutto che sia, Signore, sui suoi bronchi, nei suoi polmoni, in nome di Gesù, ristabilisce, Signore,
la sua salute per la gloria del tuo nome. Ti prego, Gesù, che tu possa guidarci in ogni cosa. Ti prego per la base missionária a Firenze, la base missionária a Pomarante, la base missionária a Verona. Signore, ti prego per il pastore Eurico, la sua famiglia che sono a Roma, che tu possa benedirlo con la sua moglie Francesca, sua figlia Rebecca, e che tu possa, Signore, guidarli in ogni cosa, che la Francesca possa fare un percorso tramite questi mesi, che sarà incinta, che tu possa essere con lei, guidandola in tutto, Signore, che questa gravidanza possa essere di benedizione, che non abbia nessun problema e che lei possa partorire e avere un momento tranquillo quando partorisce, e anche una gravidanza serena, per la gloria del tuo nome. Dà salute tanto a lei quanto al bambino che è nel suo grembo, in nome di Gesù. Benedice il nostro pastore Roberto, la missionaria Iraci, tutta la chiesa in Brasile, tutte le chiese, Signore, ti prego per la MIE, che tu possa benedire tutto il consiglio della MIE, tutto il consiglio direttivo, tutti i membri della MIE, che tu possa, Signore, continuare con le tue mani stese, che il tuo nome sia glorificato, Signore. Ti prego per Jamile, che verrà, Signore, a febbraio. Ti prego per Ronaldo, ti prego per l'inizio della scuola Il Vivaio, del centro di formazione missionaria, dell'Arca Missionaria. Ti prego per gli alunni, quelli che si iscriveranno, quelli che parteciperanno. Signore, che tu possa guidare tutto il corpo discente e docente, che tu possa fare, Signore, il tuo nome essere glorificato tramite questa scuola, e che nuovi missionari possano essere formati non da noi ma da te, Signore. Che questa scuola e che tutti noi possiamo essere strumenti per la formazione di nuovi missionari per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Signore, benedice la vita economica di ogni fratello. Signore, che tu possa mettere nel cuore di ognuno, Signore, la dipendenza a te, che possiamo capire che da te viene tutto, che tu sei il Signore che opera, che provvedi, che fai. Signore, ti prego che tu possa benedire la tua opera in questo paese, la nostra missione, Signore. Ti prego di continuare con le tue mani stese, sostenendo tramite i cuori generosi e le mani che benediscono, Signore. Ti prego in nome di Gesù di essere anche con Marisa, che tu possa restaurare la sua salute, che lei possa, Signore, che quelli piccoli sassi che sono nei suoi reni possano essere disfatti, e che lei possa avere la salute restaurata di nuovo. Benedice Denisa, sia con lei, Signore, che tu possa benedirla in ogni cosa, a tutte le nostre sorelle, gli anziani della nostra Chiesa, i nostri operai, Signore, il consiglio direttivo, continua con noi, tutti gli assistiti del progetto Non Sei Solo. E stamattina, dopo la preghiera, Signore, riceveremo gli alimenti, che questi alimenti si moltiplichino e possano assistere tutte le famiglie, e che tutti possano, Signore, avere la possibilità di vivere di modo degno con la sua famiglia. In nome di Gesù, che la tua parola possa entrare nel nostro cuore, e che tu possa, Signore, fare un miracolo stamattina tramite la tua parola. In nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Leggiamo la parola di Dio. Non dimenticate, vi prego di lasciare il vostro mi piace. Chi ancora non ha messo il suo mi piace, lascia il tuo mi piace. Non dimentica di chi non è iscritto ancora di iscriversi, perché è molto importante. E siamo già a 671 iscritti, o meglio, ancora dobbiamo arrivare a 1000, e ho bisogno di voi, va bene? Ho bisogno di voi. E non costa niente, perché noi siamo qui per voi. Tutto questo che stiamo facendo è nel proposito di aggiungere contenuto biblico, cristiano, benedetto alla tua famiglia. Inclusive c'è una novità.
E stasera alle 20:30 fino alle 21:30 c'è il primo programma, l'altare di Dio. Gloria a Gesù. Sì, stasera lunedì, il 9 gennaio, inizia il programma L'altare di Dio. Ogni lunedì alle 20:30 fino alle 21:30 questo programma sarà in diretta su YouTube. È un programma per la famiglia dove noi studieremo la lezione della scuola biblica domenicale. E lì io e Priscilla saremo insieme, non sarà un programma fatto da me o da lei, sarà un programma che faremo insieme perché vogliamo anche che la tua famiglia stia insieme partecipando di questo culto settimanale. Una volta alla settimana noi faremo questa diretta lunedì, sempre lunedì alle 20:30. E sarà di molta benedizione, pregheremo, loderemo e faremo l'esposizione della parola di Dio, che è la lezione della scuola biblica domenicale, che c'è un tema meraviglioso, un tema molto benedetto, e questo tema sarà disponibile a voi tramite la preghiera, la diretta di questa sera. Io vi dico ora, il tema è della lezione, gloria a Dio. Il tema è ravviva la tua opera, o Signore. Gloria a Gesù. Il primo capitolo che studieremo oggi è il risveglio spirituale. Il risveglio spirituale sarà il primo tema che noi studieremo stasera e è molto molto importante. E questo PDF sarà disponibile su nostro canale. E stasera, quando ci sarà la diretta, c'è sotto la descrizione, potete pigiare lì e avrà il PDF in italiano e anche in portoghese, e quindi potete scaricarlo per partecipare leggendo anche a casa la lezione. Va bene? Sarà una benedizione. Ci sarai? Fai così. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. E noi, questo tema mi fa ricordare della canzone, no? Oh Signore, ravviva la tua chiesa di nuovo, fa la fiamma arde in questo popolo, come furono i primi cristiani. Alleluia. Che Dio vi benedica. E vi aspetto stasera alle 20:30 su YouTube. Amen. Leggiamo la parola di Dio. Genesi capitolo 16, 17 e 18. Sta scritto così la parola di Dio. E oggi parlerà è un momento difficile, vediamo. Un momento difficile quando ci disperiamo, e a volte quando ci disperiamo prendiamo decisioni sbagliate che causano danni non solo al momento ma anche futuri. Danni futuri. Mi raccomando, stai fermo davanti al Signore, lascia che Lui lavori, la sua promessa non scade. Sta scritto così, capitolo 16, accompagna con me per favore. Mi sentite bene? Tutto a posto? Se c'è qualcosa mi fate sapere.
Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse a Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, vada alla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Ma Sarai disse a Abramo: l'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta di essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, fale ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente, e quella se ne fuggì da lei. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua, nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove viene e dove vai? Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza, e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio, a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti, e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Allora Agar diede al Signore, che le aveva parlato, il nome di Ata El-Roi, perché disse: ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista. Perciò quel posto fu chiamato il posto di Lacairoi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Capítulo 17. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio Onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò
moltiplicare grandemente, ti farò venire nazione e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso perenne, e sarò loro Dio. Poi Dio disse ad Abramo: quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso. Sarete circoncisi. Questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni, ogni maschio sarà circonciso tra di voi, di generazione in generazione, tanto quello nato in casa quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. L'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via della sua gente. Egli avrà violato il mio patto. Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai. Il suo nome sarà invece Sara. Io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio. La benedirò e diventerà nazione. Re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni? E Sara partorirà ora che ha 90 anni? Abramo disse a Dio: oh, possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che si moltiplichi e si accresca straordinariamente. Egli genererà 12 principi e io farò di lui una grande nazione. Ma stabilirò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questa stagione, il prossimo anno. Quando ebbe finito di parlare con lui, Dio lasciò Abramo, levadosi in alto. Abramo prese suo figlio Ismaele, tutti quelli che gli erano nati in casa e tutti quelli che aveva comprato con il suo denaro, tutti maschi fra la gente della casa di Abramo, e li circoncise in quello stesso giorno, come Dio aveva detto di fare. Abramo aveva 99 anni quando fu circonciso. Suo figlio Ismaele aveva 13 anni quando fu circonciso. In quel medesimo giorno fu circonciso Abramo e Ismaele suo figlio. Tutti gli uomini della sua casa, tanto quelli nati in casa quanto quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Capitolo 18. Il Signore apparve ad Abramo alle querce di Manre, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide che 3 uomini stavano davanti a lui.
come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere del pane e vi ristorerete, poi continuerete il vostro cammino, poiché è per questo che siete passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda di Sara e le disse: prendi subito 3 misure di fior di farina, impastala e fa delle focacce. Poi Abramo corse alla mandria, prese un vitello tenero e buono e lo diede a un suo servo, il quale si affrettò a prepararlo. Prese del burro, del latte e il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Egli se ne stette in piedi presso di loro, sotto l'albero, e quelli mangiarono. Poi essi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Ed egli rispose: è là nella tenda. E l'altro: tornerò certamente da te fra un anno. Allora Sara tua moglie avrà un figlio. Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé, dicendo: vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio Signore è vecchio. Il Signore disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara? Dicendo: partorirei io per davvero, vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, dicendo: non ho riso, perché ebbe paura. Ma egli disse: invece hai riso. Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo andò con loro per congedarli. Il Signore disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguono la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me, e se così non è, lo saprò. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma. Ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile, ma morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio, non sia mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Il Signore disse: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amor di loro.
Abramo riprese e disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei 50 giusti ne mancheranno 5. Distruggerai tutta la città per 5 di meno? E il Signore se ve ne trovo 45, non la distruggerò. Abramo continuò a parlargli e disse: forse se ne troveranno 40, e il Signore non lo farò per amore dei 40. Abramo disse: non si ha a dire il Signore, e io parlerò. Forse se ne troveranno 30, e il Signore non lo farò se ne trovo 30. Abramo disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore. Forse se ne troveranno 20, e il Signore non la distruggerò per amore di 20. Abramo disse: non si adiri il Signore, e io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troveranno 10, e il Signore non la distruggerò per amore dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Gloria a Gesù. Dal capitolo 16, una cosa che ho parlato settimana scorsa, venerdì, che quello passaggio che ha fatto Abramo, che era ancora Abramo in Egitto, ha ricevuto dei regali del faraone, del re egiziano, per causa di ciò che è successo. E quando è tornato con questi regali. E uno dei suoi regali era Agar, e la Bibbia fa menzione non solo una volta, ma altre volte dicendo Agar l'egiziana, e sempre menziona la sua nazionalità. Perché? Non per razzismo, ma per farci capire che la sua provenienza, ossia Agar era proveniente da una decisione sbagliata e della continuità dello sbaglio, perché lui non doveva andare in Egitto, perché si è disperato per la siccità che aveva sulla terra. E cosa ha fatto? Ha preso la sua famiglia e è andato in Egitto. Quando arriva in Egitto dice bugia, perché dice che Sarai è la sua sorella, e ha detto, conferma questo. E dobbiamo fare attenzione, perché tutte le nostre, a volte noi pensiamo, è solo una bugia piccola, e pensiamo che non succederà niente. Invece ci sono conseguenze più avanti, e conseguenze serie. Quella ragazza, quella donna egiziana, era una donna molto bella. E quando Sarai offrì a Abramo di andare con la sua serva Agar, non era perché lei aveva solo Agar di serva, no? Lei aveva altre serve. Però il suo desiderio di dare Agar a Abramo, perché si generasse un figlio per sé tramite Agar, non era perché lei non aveva altre serve. Lei poteva dire, prendiamo una serva che è nata qui fra noi, che c'è già l'abitudine nostra, c'è tutto, conosce. Invece ha dato, secondo i suoi occhi carnali, il meglio,
la più bella, la più attraente, e ha dato a Abramo. E la Bibbia dice che ciò che l'uomo semina raccoglie. Fratelli miei, non è impossibile, la raccolta è sicura. Tutto ciò che l'uomo semina lo raccoglierà, sia bene o sia male, sia di pace o sia di guerra. Chi semina pace metterà pace, chi semina guerra metterà guerra. E lei ha portato, Abraamo ha portato quella serva come regalo, è andato in Egitto senza Agar, ma è uscito di Egitto con Agar. E nel dispero, perché aveva già 10 anni che loro soggiornavano in Canaan e niente succedeva, non si vede niente, io sono qui da molto tempo, e a volte l'attesa genera in noi azioni che non dovevamo avere. Aspettare nel Signore non è facile, o meglio, io penso che aspettare non è facile per nessuno e da nessuno. Chi aspetta uno che arriva, che dice io arriverò alle 10, e quando è alle 10 non arriva, è sempre difficile. Aspettare non è facile. Però aspettare in un uomo è un dubbio, perché non abbiamo certezza. Se io dico io ci sarò, può darsi che non ci sono. Se dico io ci sarò, può darsi che non arrivi, io non arriverò, perché è un umano parlando a un altro umano. Noi non abbiamo controllo della nostra vita. Può accadere qualcosa sulla strada, nel percorso, che io non arrivi alla destinazione. Ma quando Dio parla è diverso. Quando Dio parla non possiamo non credere, perché la sua parola è fedele e ciò che Lui dice di fare farà. Non possiamo avere dubbio. Sugli uomini c'è una possibilità di non accadere, ma Dio quando parla non esiste possibilità di non accadere. Ciò che Lui ha parlato sarà. Come Lui ha detto in Geremia, come ho pensato, così sarà, e come ho determinato, così si effettuerà. Glória a Gesù. E è nato Ismaele. E il Signore ha fatto anche promessa a Ismaele, perché anche i nostri errori, noi siamo pieni di errori, prendiamo decisioni sbagliate, ma il Signore è sempre pronto per riavviare la promessa nella nostra vita e fare tutto di nuovo. Dio fa un patto con Abramo perché Dio è un Dio di patto, è un Dio di concerto. Non possiamo vivere fora. Se vogliamo la benedizione di Dio, dobbiamo vivere in ubbidienza al suo concetto, al suo patto, alla sua parola. E dopo la Bibbia dice che il Signore rinnova la promessa e nell'età di 100 anni Abramo prende in mano suo figlio Isacco, il figlio della promessa,
l'erede della promessa. Amen. Leggiamo ancora capitolo 6 di Marco, non Lilo, Marco, evangelista Marco, capitolo 6, per finire. Dice così la parola di Dio. Poi partì di là e andò nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, udendolo, si stupivano e dicevano: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è questi il falegname, il figlio di Maria, e il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù diceva loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua, e non vi poté fare alcuna opera potente, ed eccezione di pochi malati a cui imposi le mani e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Versetto della loro incredulità, e andava in giro per i villaggi insegnando. Versetto 7. Poi chiamò a sé i 12 e cominciò a mandarli a due, e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non indossare 2 tuniche. Diceva loro: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel luogo. E se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via scuotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro. E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Alleluia. Il re Erode udì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato ben conosciuto. Alcuni dicevano: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui e le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia, e altri: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva: Giovanni, che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato? Lui è risuscitato, poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito era molto perplesso e lo ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiade entrò e ballò,
e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi, a te lo darò. E le giurò, ti darò quel che mi chiederai, fino alla metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: che chiederò? La madre disse: la testa di Giovanni il Battista. E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no. E il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono, ne presero il cadavere e lo deposero in un sepolcro. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piede e giunsero là prima di loro. Come egli fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde, e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazii, e si raccolsero 12 cesti pieni di pezzi di pane e di resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, scusate, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra.
Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: Coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi erano profondamente stupiti in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Gennesaret e scesero a terra come furono sbarcati. Subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare i malati sui lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, in villaggi, città o campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che gli lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Amen. Glória a Gesù. Incredulità. La mancanza di fede, così come è ostacolo di opere miracolose di Gesù nella sua città, è tuttora l'occasione, l'ostacolo principale alla manifestazione delle opere potenti di Cristo e che Cristo desidera compiere nella sua Chiesa. Incredulità veramente è un blocco, un impedimento per i miracoli succedere nella nostra vita. Qui si trova diverse persone e diverse espressioni che sono diverse dalla vita cristiana. Penso che loro hanno perso un po' la fede e si esprimono di modo diverso quando dicono speriamo, magari, e incrociano le dita, ma invece quando abbiamo fiducia e fede diciamo sempre in nome di Gesù. Sì, in nome di Gesù. Noi non diciamo speriamo, no, noi diciamo in nome di Gesù sarà. Volendo il Signore, a presto volendo il Signore, a domani volendo il Signore. Faremo questo programma volendo il Signore. I discepoli volevano mandare via la folla, ma Gesù era lì, perché Gesù non manda via quelli che lo seguono con le mani vuote. No. Quando noi seguiamo Gesù, Lui è responsabile per noi. Molte persone non seguono Gesù perché hanno paura di vivere la dipendenza da Lui. Preferiscono dipendere da sé, preferiscono dipendere dal suo denaro, dai suoi soldi, dalla sua pensione, da un governo, ma i discepoli dicevano: noi andremo e spenderemo 200 denari con pane per loro. L'uomo non c'è compassione verso altro uomo se non è Gesù nella sua vita.
E Gesù ha dimostrato quella compassione, la sua misericordia, e ha moltiplicato quei pani e quei pesci. Ha fatto miracolo e sono avanzati 12 cesti ancora. Come è buono essere sulla dipendenza di Dio. Quando la fede entra per la porta della tua casa, tutti i dubbi usciranno per le finestre. Apri le finestre oggi e dici ai dubbi: uscite, perché la fede abita in questa casa. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona giornata e stasera abbiamo un appuntamento alle 20:30. Sarà il programma Altare di Dio e la nostra lezione di oggi che studieremo in famiglia è risveglio spirituale. Amen. Preghiamo per finire, che Dio vi benedica. Non andate via prima di lasciare il vostro mi piace e di fare il vostro commento, è molto importante. E se tu non sei ancora iscritto, ti prego, iscriviti. Sarà di benedizione per noi e per questo canale, perché possiamo aggiungere altre persone. Va bene? Mancano pochi iscritti per arrivare a 1000. Aiutaci. Signore, vogliamo darti grazie per questa mattina e per la tua parola. Che la tua parola, Signore, possa continuare nel nostro cuore e rimanere dentro di noi, viva, operando, distruggendo e costruendo, distruggendo e edificando, distruggendo la carne, distruggendo l'incredulità e costruendo lo spirito, costruendo la fede. Ti prego, Signore, di benedire ogni famiglia e tutti che sono con noi in diretta. Che la tua presenza continui con noi durante tutta questa giornata e che stasera, nel primo programma Altare di Dio, possiamo avere un incontro speciale di adorazione e di lode. Che la tua presenza sia manifesta fra di noi in ogni casa, che possa avere un risveglio spirituale in tutte le case, in tutte le famiglie, che la tua potenza sia versata su tutti e che il tuo nome sia glorificato dappertutto, in questa nazione, oggi e sempre. Ti prego, Signore, continua con il tuo popolo, benedici la tua opera, aiutaci in tutto, in nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con noi, oggi e per sempre. Noi diciamo Amen, Amen e Amen. Ciao a tutti, buona giornata e stasera su questo canale alle 20:30 ci siamo con il primo programma Altare di Dio. Non dimentica, nella descrizione della diretta ci sarà il PDF in portoghese o in italiano. Potete scaricarlo e seguire la lezione stasera insieme con noi. Io e la missionaria Priscilla saremo insieme lodando al Signore e studiando la parola di Dio. Un bacio a tutti. Un bacio, vi mando un bacio. Sentite questo bacio? Ciao a tutti, buona giornata. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita
il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò per te. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Gloria. Pace a tutti, io sono Giovanni Ciao a tutti, io sono Dariana. e siamo parte del Leader dei Giovani e vi vogliamo invitare il martedì sera a ritrovarvi insieme a noi per vedere assieme la parola di Dio, per analizzarla, per studiarla, ma non facciamo solo questo, ci ritroviamo anche assieme per vedere dei film cristiani, per passare delle serate assieme, per pregare, per lodare, per stare in comunione, per stare in compagnia. Vi vogliamo invitare perché è una benedizione e vi invitiamo anche a portare altre persone, a stare assieme agli amici, a stare assieme a noi. Quindi io vi auguro buon anno e spero di vedervi. Anche io vi invitiamo con tutto il nostro cuore a ricevere un nuovo tempo da parte del Signore. Che Dio vi benedica grandemente. Pace del Signore, io sono il missionario Victor Lopes della Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia e anche direttore del progetto Non Sei Solo. Sono qui per ringraziare Dio per tutto quest'anno di 2022, per la sua benedizione, per tutto ciò che il Signore ha fatto. Ogni mese di quest'anno abbiamo visto le sue mani su di noi, guidandoci in tutto. E vorrei ringraziare il Signore anche per la tua vita, per la tua famiglia, per tutti che cooperano, che partecipano, che pregano, che contribuiscono con quest'opera. Che Dio vi benedica e vi abbondi di tantissime benedizioni. Che quest'anno di 2023 sia un anno di pace, di provvidenza, di risposta e, come ci ha detto il Signore, di tantissimi frutti. Ringrazio il Signore per la vita di tutti i miei fratelli che compongono il consiglio direttivo della Chiesa. Il mio abbraccio, vi auguro un buon anno. Agli operai della Shea Damit, ai volontari del progetto Non Sei Solo e tutti i missionari. Vorrei anche salutare e ringraziare al mio pastore Roberto, la missionaria Iraci e tutta la Chiesa che è in Brasile, che con molta fede e che con molto impegno ci mantengono qui, ci spingono a continuare svolgendo quest'opera. Ringrazio il Signore per tutte le 3 basi missionarie che sono in Italia, a Firenze,
Pomarance e Verona. Che Dio benedica i nostri fratelli che con piacere, gioia e molta motivazione svolgono insieme a noi questa grande opera. Che il Signore vi benedica. Continuiamo, se vorrà il Signore, quest'anno di 2023, avanti, aspettando Gesù che breve verrà. Vorrei lasciare un versetto per la meditazione di tutti che si trova in Isaia capitolo 35 e versetto 1 e 2, che dice così la parola del Signore. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data da gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Vi auguro un buon anno, che Dio vi benedica, un abbraccio e continuiamo, se vorrà il Signore, con la nostra priorità, evangelizzazione. Pace a tutti.